Siamo con Roberta Lala. Ecco, Roberta Lala ricordiamo che è stato ex assessore al comune di Agrigento. Ecco, in questi giorni il suo leader, il leader di Italia Viva, Davide Faraone, l'ha chiamata in causa proponendolo addirittura come candidato a sindaco. Noi abbiamo lanciato una proposta da mettere sul tavolo degli alleati, ma principalmente per noi è importante invece andare uniti con gli alleati, quindi se si troverà la sintesi pure su un altro nome, noi siamo favorevoli a sostenerlo. Per noi quello che oggi è importante è lottare affinché questa città non cada nelle mani delle stesse persone che hanno mosso le file e che l'hanno ridotta alle macerie, perché abbiamo visto insomma che tutto quello che si è toccato è stato un fallimento, ma non solo Capitale della Cultura, non voglio ripetere le stesse cose, ma anche molti progetti PNRR non presentati. Quindi io oggi penso che non c'è più spazio per le polemiche, lo spazio che deve essere è quello di parlare di programmi, di proposte, di ZTL a San Leone, di centro storico, di giovani che vanno via, rivolgersi alle madri ed è quello che noi faremo. Ma al momento, ecco, ci aggiorni su una proposta del centro-sinistra, del PD. Abbiamo visto la prima fuga in avanti di Sodano Michele, c'è la proposizione di Rosa. Ecco, ma si riuscirà questo fronte alternativo al centrodestra ad avere un'espressione unitaria? Ci stiamo provando. Michele Sodano è una persona con la quale io ho un ottimo rapporto umano e spero che si potrà andare insieme, che si troverà nei tavoli regionali, perché ormai dipende dai tavoli regionali, non sicuramente da noi, un'eventuale alleanza. Auguro un buon lavoro al candidato sindaco Giuseppe Di Rosa. Diciamo che da questa parte abbiamo tutti più o meno gli stessi obiettivi, che sono quelli di contrapposizione a questi due blocchi di destra. Italia Viva proporrà una sua lista o andrà in tandem con altre? Italia Viva penso che sia il partito che per primo ha avuto la lista pronta, una lista fatta di professionisti, una lista fatta di persone che fino ad ora non hanno fatto politica, ma che stanchi dello stato di cose ci vogliono mettere la faccia, perché io credo che comunque sia importante che ognuno di noi non si fermi a lamentarsi, ma si metta in gioco, perché solo così ci può essere davvero un cambiamento. In fondo, come diceva Gandhi, il cambiamento può avvenire nel momento in cui ognuno lo attua dentro di sé. Ma lei crede che questa città abbia la voglia e il desiderio di cambiare? Questa città deve avere la voglia e il desiderio di cambiare, perché peggio di come siamo ridotti non possiamo andare. Io vedo che comunque la gente si lamenta per il decoro urbano, per la pulizia delle strade, ci sono tante cose che non vanno, quindi mi auguro che ci sia uno scatto di orgoglio e di riscatto proprio nei cittadini per fare in modo che avvenga un cambiamento non per fare chissà cosa, ma per portare questa città ad avere una dignità.